Buona giornata, ben trovati a questa nuova edizione di 7 in punto. Per questa prima parte di trasmissione faremo una chiacchierata con il nostro ospite che vado subito a presentarvi. Buongiorno, benvenuto allora al dottor Giampaolo Ferrari, buongiorno. Buongiorno. Primario di ortopedia dell'ospedale di Chioggia. Abbiamo riassunto, di solito sono denominazioni molto più lunghe, ma per far capire ai nostri telespettatori. Ecco, vedete il titolo, patologie ortopediche, perché con il dottor Ferrari faremo una chiacchierata naturalmente sulle più frequenti patologie ortopediche. Cercheremo di capire magari se ci sono anche dei suggerimenti per evitare delle situazioni poco piacevoli, ma siccome il dottor Ferrari è, diciamo che ha traslocato non da tantissimo nella struttura dove attualmente lavora, cioè come dicevamo all'ospedale di Chioggia, anzitutto gli chiediamo come va, perché insomma c'è stato anche questo trasferimento. Beh, sì, l'approccio è stato buono e ho avuto il modo di trovare della gente molto in gamba, molto collaborante, per cui i primi 3 mesi in cui ho lavorato ho avuto un'esperienza che posso giudicare essenzialmente positiva, insomma. Ecco, tra l'altro lei insomma è di scuola padovana, no? Professionalmente, quindi è una grande scuola e quindi immagino si porterà dietro tutto il suo bagaglio. Naturalmente avrà fatto anche degli altri percorsi prima di arrivare a Chioggia. Sì, ho lavorato essenzialmente nell'ortopedia dell'azienda Università di Padova, ormai da oltre 30 anni che ci lavoravo. Nel frattempo chiaramente ci sono state delle esperienze all'estero. Ho avuto un'esperienza poi recente per cui prima di arrivare a Chioggia sono stato primario dell'ospedale di Jesolo per circa 2 anni e poi sono approdato a Chioggia, insomma. Mi sono portato tutto il bagaglio culturale, ovviamente scientifico, che mi è stato concesso di avere in questi anni, insomma. Da un litorale all'altro, no? Da quello da un litorale all'altro, quello chioggiotto. Esatto. Sono ospedali, a parte che magari lei insomma ci è arrivata da poco, però sulla scorta anche dell'esperienza quella di Jesolo, sono ospedali sostanzialmente diversi, nel senso che sono organizzati in modo diverso, perché sono strutture che lavorano in un certo modo a pieno regime probabilmente in particolari situazioni dell'anno? Sì, indubbiamente l'ospedale di Jesolo è un ospedale più a vocazione stagionale, nel senso che indubbiamente durante il periodo estivo, un periodo estivo che va da maggio fino a settembre inoltrato, è un periodo in cui l'afflusso di turisti e quindi inevitabilmente di pazienti con problemi ortopedici aumenta. Certo, anche perché tanti fanno sport, no, d'estate, esatto, fanno sport della bella e poi stagione. durante la vacanza insomma l'attività di vario tipo, essenzialmente sportiva e ludica, è previdente. E durante il resto della stagione chiaramente l'attività diminuisce, insomma il lavoro è un po' più tranquillo. Nettamente diverso dall'ospedale di Chioggia. Chioggia è una realtà importante, è un bacino di oltre 80.000 persone. Quindi la traumatologia ha un'incidenza elevata, a 360 gradi durante tutto l'anno, come pure anche la patologia elettiva ortopedica, insomma. Certo, quindi insomma si può paragonare magari in misura minore come numeri all'ospedale di Padova. Sì, come numeri ovviamente con delle proporzioni diverse, legate ovviamente anche alla popolazione in numero minore, ma però l'attività è la stessa, insomma, segue le stesse linee, segue gli stessi percorsi. Ecco, una volta ci mettevano il gesso, poi si andava in sala gessi e c'era un trapano, insomma, non so se il nome è corretto ancora, che insomma, col quale magari il tecnico provvedeva a togliere il gesso. È cambiato tutto? No, il gesso secondo me resta sempre uno dei capisaldi dell'ortopedia, fondamentalmente. Certo che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si è passato da un trattamento prevalentemente incruento, cioè basato sull'apparecchio gessato, a un trattamento molto più chirurgico. E questo è legato alla necessità, oggi come oggi, di limitare l'immobilizzazione delle articolazioni e concedere il più rapidamente possibile il movimento, insomma, e quindi una ripresa più rapida della normale attività quotidiana. Certo, adesso tra l'altro si cominciano a fare anche molto prima le terapie riabilitative, no? Le terapie riabilitative effettivamente sono una parte molto importante nel successo di un trattamento chirurgico. Prima vengono fatte nel modo giusto e sicuramente maggiori sono i vantaggi per il paziente. Ecco, ma mentre ci sono patologie che sono in aumento per fattori
insomma, dei più diversi tipi. Nel vostro campo invece, perché se per alcune malattie si può pensare che adesso la diagnosi sia più precoce, insomma più precisa, nel vostro caso cioè, quando uno si rompe, eppure c'è un aumento, non so, magari siamo più propensi magari a stressare il nostro corpo oltremodo, ci curiamo abbastanza di noi stessi, ci ascoltiamo secondo lei? O... Sì, no, ci sono vari ambiti in cui dobbiamo differenziare. L'ambito sportivo, ultimamente molto più aggressivo, diciamo, già da età abbastanza basse, per cui già anche molti bambini incominciano a fare gli sport di un certo tipo, ma poi anche nella fascia media di età lo sport ha raggiunto dei livelli sempre più importanti e conseguentemente tutte quelle patologie da sport che essenzialmente sono patologie tendinee, ligamentose e muscolari sono nettamente aumentate nell'ambito sportivo. E poi c'è l'ambito dell'infortunistica stradale, per cui sappiamo l'aumento del traffico, l'aumento della velocità e quindi ovviamente delle patologie traumatiche molto più complesse. Anche i politraumatismi, Anche i politraumatismi, no? Cioè persone che subiscono incidenti stradali. Esatto, il politraumatismo che è una piaga molto importante perché comporta poi un impegno sanitario molto cospicuo, insomma. A voi immagino arriveranno pazienti che una volta usciti dal pericolo di vita devono essere rimessi in grado di... Certo, trattati a spesso i politraumi sono trattati a più livelli, insomma, perché un politrauma si intende ovviamente una serie di traumi non soltanto dell'apparato scheletrico ma anche tutto il sistema nostro vitale, per cui una volta risolti i problemi vitali interveniamo noi con il trattamento dei vari segmenti scheletrici interessati, insomma. E questi tipi di traumi sono in aumento? Questi tipi di traumi sono indubbiamente in aumento. E per dirle una volta, purtroppo gli incidenti motoristici quando non c'era il casco erano in numero minore come impegno per l'ortopedico, perché purtroppo molti decedevano. Certo. Invece adesso... Infatti le stavo già chiedendo come mai, adesso mi ha già dato la risposta. Restano fortunatamente in vita e dopo si subentrano i problemi ovviamente dell'apparato scheletrico che devono essere sistemati. Certo, e si tratta di pazienti giovani mediamente? Si tratta di pazienti di una fascia di età abbastanza giovane, sì. Senta, e ci sono anche, insomma, la vita si allunga, no? C'è chi magari è convinto di essere sempre super in forma, ci sono anche magari persone over una certa età che continuano ad avere una vita, giustamente immagino, anche sportiva abbastanza importante. Sicuramente adesso degli sportivi che praticano degli sport non certamente a livello agonistico, ma quell'agonismo tra amici che è ugualmente un agonismo impegnativo. Sì, perché poi scatta anche esatto, la competizione. Scatta la competizione e si arriva oltre i 60-65 anni tranquillamente, insomma. E quindi qui subentrano non tanto più patologie traumatiche dirette quanto patologie da degenerazione delle articolazioni, perché l'articolazione ovviamente ha un suo fine, insomma, una sua durata. Se troppo sollecitata inevitabilmente regredisce. Lei si occupa anche di medicina dello sport, no? Sì. E quindi immagino insomma che penserà che lo sport fa bene, però sì. Lo sport fa bene se... Lo sport fa bene praticato nel modo giusto, pare semplice da dire, però effettivamente non bisogna abusare, bisogna rispettare il proprio corpo, insomma, sapere i limiti di ciascuno di noi in base alla nostra età, alla nostra predisposizione e a tanti altri fattori, non da meno il nostro peso, la nostra vitalità, la nostra articolarità, insomma tante cose che vanno prese in considerazione. In base a quello possiamo decidere se continuare fino a un certo punto oppure a un certo punto interrompere. E penso che questo si leghi anche in qualche modo all'alimentazione, no? Perché magari fare sport a un certo livello e poi non curarsi magari di quella parte importante. Infatti l'alimentazione va di pari passo con questo tipo di attività sportive, insomma sempre più spinta. E lei prima citava anche pazienti molto giovani, no?
ci sono effettivamente bambini, ragazzini che spinti dai genitori arrivano a dei livelli insomma, che non sono consoni nemmeno fisicamente insomma, a quello che potrebbe essere poi la loro prestazione fisica? Sì, può esserci, ma io sempre ritengo che i genitori abbiano poi alla fin fine la capacità di capire il limite per il loro figlio, insomma, quindi senza pensare che poi il bambino stesso a un certo punto si ferma perché capisce che oltre non riesce ad andare, insomma. Però effettivamente se spinti all'eccesso possono arrivare a dei danni articolari che poi quando nell'età adolescenziale, nell'età adulta si portano dietro sicuramente, insomma. Quindi se c'è un consiglio che lei può dare, insomma, rispetto appunto allo sport tra i più giovani? Ma il consiglio è che cercare di creare a tutti i costi un fenomeno sportivo non è il caso. Se il bambino ha la voglia di continuare a fare lo sport, che lo faccia pure, il genitore è giusto che al limite se può lo favorisca nel farlo e che lo lasci prendere a fare la sua strada senza dover assolutamente spingere decisamente in questo. Ci sono però effettivamente, chiacchierando poi magari anche con conoscenti e amici, anche allenatori che spingono molto i ragazzini, forse all'eccessiva competitività, magari in qualche modo li puniscono non facendoli giocare. Mi dicono insomma che capita sempre più spesso, quindi forse... Perché sa, oggi come oggi la richiesta di prestazione è sempre più alta e tanto di più quanto partecipano o appartengono ad una società di un certo tipo, magari un po' rinomata, con allenatori che da questi bambini che vengono poi alla fine selezionati da una quantità di sportivi innumerevole, ci tengono a cercare quello più forte, insomma, a portarlo ad un livello di un certo tipo. Certo, però l'importante insomma che poi il ragazzino sia felice e si diverta sostanzialmente. L'importante è quello, esatto. Sì. Senta, in un periodo come questo, no? Dove si cerca di razionalizzare un po' tutto, anche le forze probabilmente, quanto importante è che il team funzioni? Voi comunque lavorate in squadra, no? Proprio per continuare sul filo sportivo. Il team oggi come oggi, da sempre, ma adesso in particolare, è fondamentale. Una cooperazione adeguata, una collaborazione anche tra persone che si rispettano come uomini e come professionisti è fondamentale. Non ci devono essere le prime donne, che purtroppo in certe realtà si trovano, e bisogna cercare di fare in modo che tutti possano partecipare all'attività e avere le giuste soddisfazioni da quello che fanno, insomma. Però si dice sempre che nei nostri ospedali ci sia comunque superlavoro, mancanza di turnover, cioè come si fa a gestire tutto dovendo rispondere anzitutto ai pazienti, poi magari anche al budget, perché poi voglio dire, esatto. Rispondere anche a questo sostanzialmente non questo è un po' un problema, perché purtroppo spesso si lavora con delle risorse umane forse insufficienti a quello che sono le richieste di adesso, per cui alla fin fine è tutto nelle mani di chi ha voglia di farlo, al di là di quelli che sono i propri compiti, proprio per rispondere adeguatamente alla richiesta del paziente alla fin fine, quindi sottoponendosi spesso e volentieri a delle attività lavorative molto più prolungate di quanto in realtà non dovrebbero essere, insomma, non dovrebbe essere per una corretta esecuzione di tutto, una certo. più lucida e più tranquilla attività lavorativa, insomma. Senta, ma lei che da tanti anni fa questo lavoro, se dovesse consigliare o sconsigliare a qualcuno di fare il medico piuttosto che il paramedico, l'infermiere, perché avrà visto anche persone magari inadatte, no? Come capita a tutti noi nel nostro ambiente di lavoro. Ecco, insomma, per esempio per fare il suo lavoro, insomma, è meglio essere come o non essere come? No, dunque, il lavoro, oggi come oggi, il lavoro chirurgico, il lavoro nell'ambito sanitario di tipo chirurgico deve avere delle motivazioni importanti, deve piacere, uno deve sentirsi portato a farlo, perché
Le difficoltà sono indubbiamente elevate, molte, legate sia alla necessità di stare sempre a passo con i tempi, quindi una continua preparazione, sia per lo stress che la chirurgia inevitabilmente dà, sia per le problematiche che purtroppo oggi ci sono, specialmente in campo chirurgico, in alcune chirurgie dove le diatribe di natura medico-legale con un po', diciamo, con alcuni pazienti che purtroppo non hanno avuto un risultato brillante dal tipo di trattamento fatto, sono sempre più frequenti. Insomma, quindi insomma, bisogna tenere conto di tutte queste tutto cose. questo è il che fa un po' ridurre il numero delle persone, dei medici che vogliono intraprendere quel tipo di attività essenzialmente chirurgiche. Insomma. E ci sarà secondo lei carenza nel giro insomma, di qualche anno? Adesso ci sarà fra qualche anno, penso che sia già iniziato, un periodo un po' nero, perché tra i medici che hanno raggiunto una certa età che andranno in pensione non c'è un adeguato supporto numerico di nuovi medici che arrivano a sostituirli, insomma ci sarà un periodo di buco per cui chi è presente probabilmente dovrà sottoporsi a degli sforzi lavorativi non sempre indifferenti. maggiori. Sì, e secondo lei un giovane aspirante chirurgo è bene che abbia un percorso di che tipo? Cioè è sempre bene confrontarsi per esempio con l'estero e farlo in che momento magari professionale? Allora, innanzitutto potrebbe incominciare a farlo già ad avvicinarsi, come anche un po' anche adesso, all'attività sanitaria vera e propria, al rapporto col paziente già negli ultimi anni universitari. E poi è molto importante il periodo della specialità. E qui, come anche negli ultimi anni, faccio riferimento ovviamente alla scuola di specialità nostra di ortopedia di Padova, c'è stato un interessante sistema di inviare all'estero o in ospedali di un certo tipo ultraspecializzati. Perché scusi, la interrompo, magari a volte un giovane che è inserito in una struttura, anche se magari in maniera precaria, ha paura a spostarsi per perdere in qualche modo il posto o comunque i contatti che ha. Sì, ma nell'ambito della scuola di specialità, adesso come adesso, è stato ben recepito questa per necessità. cui se c'è questo scambio, diciamo, adesso, che è istituzionale. Adesso viene tranquillamente, istituzionale, per cui uno torna è tranquillo di riapprodare nella sua sede con le sue nuove conoscenze, con le sue nuove esperienze, e quindi dare un apporto anche importante nel posto dove lavora. Insomma. E per quanto riguarda l'ortopedia, quali sono le scuole, diciamo, da annusare in qualche modo, secondo lei, oggi come oggi? C'è qualcuno che possa... Abbiamo delle ottime scuole in Italia, si tratta di cercarle, ovviamente non è più la scuola a 360 gradi, le varie scuole hanno delle specialità particolari dove uno può approdare ed imparare bene in quella specialità. Una volta si andava in una scuola universitaria, si cercava di infarinarsi un po' di tutto. Adesso questo lo si fa nella scuola di specialità dove si lavora e si va all'estero, si va in altre sedi per imparare una specialità in particolare, la spalla, il ginocchio. Quindi ma si va all'estero anche a seconda di quello che si vuole imparare? Si va all'estero anche a seconda di quello che si vuole imparare, certo. Ma Stati Uniti, anche Europa, ci sono un sacco di centri importanti in Europa dove l'apprendimento è ottimo, insomma, l'Europa è sempre stata la culla della chirurgia alla fin fine. Per cui... E poi insomma lei mi diceva che è sempre necessario aggiornarsi, è un aggiornamento continuo anche per chi è più grande, chi ha più esperienza. L'aggiornamento sì, assolutamente perché è più grande, insomma, perché è più vecchio, deve assolutamente aggiornarsi perché se vuole dare delle direttive precise a chi è più giovane deve darle nel modo giusto, certo. Non può essere fermo a quello che aveva imparato alcuni decine di anni fa, insomma, ovvio. Ma voglio dire, per esempio nel suo caso lei si deve spostare o il confronto, voglio dire... Devi spostarti, ci sono varie occasioni, ci sono i congressi, ci sono dei corsi, ci sono delle riunioni tra medici, c'è la possibilità di frequentare altre sedi ospedaliere con colleghi che magari sono più adepti a un certo tipo di chirurgie, per cui raccogli le informazioni e portarsele a casa. E te le porti a casa e così via. Insomma. 2 minuti di pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Rieccoci in studio con il dottor Giampaolo Ferrari, primario di ortopedia a Chioggia, non da tantissimi mesi, ma insomma è un primario con tanta esperienza, perché ha lavorato, abbiamo sentito, a Padova, poi a Jesolo, insomma ha fatto molte incursioni anche all'estero, una scuola importante alle spalle e un ospedale, insomma, dove lei arriva e tra l'altro lo stanno anche rivoluzionando un po' tutto, perché un ospedale, insomma, Esatto, un ospedale che sta rivoluzionandosi in un modo, direi, eccellente, non voglio esagerare, per quello che finora ho visto io c'è una ristrutturazione di tutti i reparti a partire dagli ultimi piani, c'è una ristrutturazione di reparti importanti come la radiologia e così via, del pronto soccorso è già stata fatta, ci sarà in programma e a presto dovrebbe partire, credo, lo spero, un'importante istruzione delle sale operatorie che verranno fatte ex novo, quindi consentiranno ovviamente anche un'attività chirurgica maggiore, più importante, più così. Tra le attività importanti nel vostro settore c'è la protesica, no? Veramente, insomma, spesso tra l'altro bisogna aspettare per fare interventi di questo tipo. Sì, la protesica oramai in ambito ortopedico è una delle parti salienti, la protesica essenzialmente di grosse articolazioni come l'anca e il ginocchio, ma non solo, protesica anche di articolazioni come la spalla, come la mano e il polso, che in alcuni ospedali vengono fatti in un modo maggiore, più frequente, in altri un po' meno, comunque insomma inevitabilmente in tutti gli ospedali, in tutti i reparti di ortopedia vengono fatte abitualmente, E questo ha a che fare anche con la vita che si allunga, secondo lei? Questo certamente ne fa una vita che si allunga, nel senso che sono legati a delle patologie degenerative di natura artrosica. L'artrosi non compare improvvisamente, è una degenerazione articolare, inizia con la nostra nascita praticamente, poi chi più chi meno si sviluppa nel tempo e a una certa età può comparire. Però ci sono tempi veramente ridotti anche oramai per questi interventi, è corretto? Ridotti nel senso di ripresa, i tempi di ripresa? Sì, assolutamente, insomma oramai una protesizzazione di un segmento di un'articolazione comporta la ripresa funzionale pressoché immediata nell'articolazione stessa. Poi queste sono protesi che restano, che insomma vanno monitorate? Le protesi di ultima generazione con materiali diversi, ovviamente anche qui gli studi hanno portato ad avere dei materiali che a contatto con l'osso hanno una maggior duratura nel tempo, per cui le protesi durano ovviamente di più che non quelle che venivano piantate qualche decennio fa, insomma. E non danno poi fastidio mediamente? Nella maggior parte dei casi non danno fastidio, è chiaro che tutta la protesica è un trattamento chirurgico, può avere un ottimo risultato come un risultato medio e nei casi purtroppo può avere anche un risultato scarso, insomma. Però la maggior parte della patologia protesica dà buoni risultati. Anche in questo caso, quando bisogna mettere una protesi, è fondamentale la riabilitazione, no? Alcuni pensano che operarsi si risolve il problema, in realtà... No, operarsi si risolve un problema, una parte del problema. La riabilitazione fa molto, come anche prima dicevamo, insomma. La riabilitazione è da fare immediatamente, la riabilitazione che deve essere il più possibile personalizzata, anche ci sono dei protocolli riabilitativi generali, ma poi per ogni paziente il fisiatra, che collabora molto ovviamente con l'ortopedico, deve capire il tipo di paziente, le esigenze del paziente, le possibilità di una riabilitazione rapida. E poi volevo chiedere invece qualcosa rispetto alla fragilità ossea, no? Ci sono malattie che poi portano dei pazienti da voi, anche nei casi penso forse di tumore o comunque osteoporosi? Sì, ci sono essenzialmente l'osteoporosi, che è un indebolimento della massa ossea, che può portare a una patologia fratturativa più frequente, insomma per traumi anche di minore entità, specialmente nell'anziano, si possono avere fratture. Essenzialmente le fratture più frequenti dell'anziano legate all'osteoporosi sono fratture del collo del femore, sono fratture del polso per cadute anche di banale entità, fratture della spalla per cadute anche abbastanza semplici, insomma. E rispetto invece alla chirurgia della mano, no? Molti magari non lo sanno, ma ci sono parecchie... La chirurgia della mano adesso è una delle chirurgie più attuate perché ha delle patologie molto frequenti.
richiede un trattamento da parte, almeno per certo tipo di patologia della mano, di chirurghi esperti nel settore, e ha uno spazio sempre maggiore nei nostri ospedali, e adesso, oggi come oggi, si può attuare con tecniche particolari, innovative, molto meno aggressive per il paziente, quindi con tempi più rapidi e di intervento e di recupero, insomma. E quali sono quelle più frequenti? Beh, ad esempio, noi che oggi trattiamo, per dire una delle patologie più frequenti che si conoscono in tutti gli ospedali, che è la sindrome del tunnel carpale, trattiamo che è molto dolorosa, no? Che è molto dolorosa perché crea dei formicolii, crea dei disturbi alla mano, riduzione di forza. Oltre a trattare nel modo convenzionale, trattiamo con delle tecniche artroscopiche, per cui con delle piccole incisioni riusciamo ad entrare all'interno dell'articolazione, osservare con una piccola telecamera il problema e con degli attrezzi di bisturi o altri strumenti cercare di risolverlo, sempre con un'aggressione minima che consiste in due piccole incisioni. Ma che cos'è cioè è un'infiammazione sostanzialmente? È un'infiammazione del nervo dovuta essenzialmente ad una compressione di questo nervo all'interno di un canale che sta sul polso. Il nervo in un canale del polso passa per arrivare alla mano assieme ad altri 9 tendini. È sufficiente che questi tendini si infiammino, che questo piccolo ligamento che li copre si restringa, si spessisca, per cui il nervo viene ristretto tra due strutture e ne risente immediatamente, insomma. Mi viene in mente, non so perché, l'ernia, perché ci sono, a volte sembra quasi, vuol dire, per noi persone comuni, quindi non specialisti, che si va da periodi. Nel senso che adesso sempre più spesso si sente dire che le ernie non vanno toccate, no? Il merito è un po' da sorridere, nel senso che una volta, quando io iniziai a fare l'ortopedico, i primi anni di specialità, quando frequentavo appunto la clinica ortopedica, mi ricordo che l'ortopedico parlava molte ernie del disco. Erano un trattamento chirurgico preminente in ambito ortopedico. È anche abbastanza delicato, no? Perché Ed anche abbastanza delicato. In posizioni... quindi c'era, diciamo, tra virgolette, la grande moda di operare del disco. Ah, quindi insomma lei mi conferma che ci sono dei momenti... Nel tempo. Poi si è visto che alla fin fine è incredibile a dirsi, ma le lunghe liste d'attesa per aspettare l'intervento facevano aspettare questi pazienti per parecchi mesi. E poi si scopriva che alla fin fine i risultati erano di un miglioramento nell'attesa, nelle terapie mediche. Quindi era quasi una terapia l'attesa. Per cui dopo un po' alla volta si è capito che non tutte le ernie del disco con quella frequenza con cui andavano operate una volta necessitano effettivamente di intervento chirurgico. Oggi come oggi vi sono delle tecniche mini-invasive che ci consentono di risolvere il problema delle ernie del disco in un modo abbastanza semplice e rapido. Senta, dottor Ferrari, siamo quasi in chiusura. Volevo chiedere se lei conosce qualcuno che non ha mal di schiena. Perché... Nel senso che... Pochissimi. Perché volevo una risposta consolante, nel senso che si dice mal comune mezzo gaudio, però insomma è difficile... Pochissimi sono legati a delle posture che assumiamo sempre più scorrette, sia nel lavoro, sia anche nella nostra vita domestica quotidiana. Ci sediamo in queste poltrone, stiamo seduti parecchie ore. Magari stiamo con esatto, in posizioni tra le più strane possibili, per cui è inevitabile che la colonna, specialmente se magari ha già una patologia pregressa, come può essere una banale scoliosi, ne risente immediatamente. E quindi forse è il caso, come dicevamo, non so, all'inizio, di ascoltarsi un po', non arrivare al limite. Esatto, è il caso di ascoltarsi un po', guardarsi un po' e capirsi un po' su quello che si può fare. Va bene, allora abbiamo capito che è importante insomma non far finta di non star male, anche se si tratta di cose fortunatamente in questo caso risolvibili. Io ringrazio davvero molto il dottor Giampaolo Ferrari, primario di ortopedia all'ospedale di Chioggia, e vi dico che tra 2 minuti abbiamo un altro ospite davvero particolare. Parliamo di politica in qualche modo, però vedrete tra 2 minuti. Grazie a lei, buona giornata. Grazie anche a lei.